Buonasera, buon lunedì, benvenuti a Corner, un altro approfondimento per cercare di sviscerare cosa è successo ieri al Massimino, che Catania è stato, quali sono i segnali più interessanti magari di ripresa di questa squadra. Ne parleremo come sempre questa sera, grazie anche ai vostri interventi da casa, fra poco ci arriviamo, ma intanto devo salutare e ringraziare Concetto Mannisi. Buonasera Concetto. Buonasera, grazie a voi. Collega della Sicilia, che segue, diciamo, da tempo e da sempre praticamente le vicende del Catania. Poi devo anche ringraziare si fa per dire. Si fa per dire davvero. Angelo Patanè. Si fa per dire. Un incubo. Oggi, ecco. oggi ho messo le tende, oggi ho fatto un po' il gagliano della situazione e so quindi quanta fatica ci vuole. Attenzione, perché poi dopo Corner ci sarai anche tu, perché c'è la differita di Catania-Crotone. Quindi l'abbiamo dovuta così realizzare. Patanè Day, benissimo. Ore secco, allora. Sono qua da mezzogiorno, ma abbiamo fatto anche altre cose. C'è stato così un rendezvous con Angelo Micale. Che vedete presto, lo vedete presto. Sarà ecco, una bella cosa. Grazie Alessandro. Grazie a voi, buonasera. Vorrei andare dall'altra parte dello studio, c'è Giulia. Ma buonasera a tutti. Io vi ricordo come ogni lunedì che aspetto i vostri messaggi al numero WhatsApp 342 771 2855. Adesso però vado nello studio, quello importante dei VIP, dove ci sono i cugini. Buonasera. Come no? Ciao. Volevo dire a Patanè che mezzogiorno per Gagliano è part time. Ha detto bene Francesco, ha detto bene. Non c'è nessuno. Ottimo. Non c'è nessuno, Patanè. Allora ragazzi, fra poco veniamo da voi. Nel frattempo, come sempre, noi cominciamo la nostra trasmissione con la copertina. Cerchiamo di capire e rivedere questa partita con gli episodi chiave e non solo. Vediamo. Si giocano le carte per vincerla. E da una parte Toscano, all'altra Emilio Longo. È la partita che è iniziata, Catania, Crotone, pallone che si perde dopo una deviazione. Un calcio d'angolo. Prima la battuta da parte di Anastasio, Di Gennaro è arrivato di testa, la super parata di D'Alterio che ha messo la sfera fuori. Jimenez, c'è il calcio, il pallone che rimbalza sulla sette della porta. Tuminello. Allora che viene ribattuto dalla sbarramento degli uomini. Al destro la possibilità per mettere un pallone al centro, non riesce a girarla, stoppa sul pallone, il fischietto in bocca, applausi dello stadio Massimino all'indirizzo delle due squadre, il Catania che però come una sorta di maledizione, come una sorta di macumba non torna a vincere allo stadio Massimino. Allora, il tema è non torna a vincere allo stadio Massimino, la vittoria ormai manca da un po' di tempo, dalla partita in casa, parliamo di gennaio, sì, fine gennaio. Concetto, vorrei partire dal Concetto io stasera. Devo dirti che tante volte siamo usciti con l'amaro in bocca dal Massimino. Ieri sinceramente un po' meno, perché io ritengo che comunque la prestazione ci sia stata. Poi è chiaro che nel momento in cui la squadra non riesce a vincere tiri qualche Madonna. però onestamente è un Catania in crescita, ci sono dei calciatori che mi hanno convinto, qualcuno che forse avevo anche in qualche maniera sottovalutato. Devo dirti, ieri, secondo me Gherardi ha fatto una partita straordinaria per come eravamo abituati a vederlo. Lunetta si conferma calciatore importante e
così come in un'altra trasmissione che si tiene qui in questo studio, avevo detto anche in altre circostanze, per me Quaini, anche se ogni tanto c'è qualche piccola amnesia in fase difensiva, è un giocatore che nello schieramento di Toscano non può mancare. Il riferimento era preview con Marco Carli. Ovviamente. Allora, sentiamo, Padane, lo so che tu vuoi parlare per ultimo, che avevo l'ultima parola. No, ho fatto la girata sulla serie. Esattamente, ti fa l'assist. Esatto. Andiamo un attimo da Alessandro. Alessandro, noi abbiamo chiacchierato oggi all'ora di pranzo con Anteprima Corner, abbiamo detto un po' di cose, stasera abbiamo più tempo per approfondire alcuni argomenti, alcuni temi. Ci sono due dati, uno sicuramente positivo, uno che è negativo incostante. Il dato positivo è che dopo tanto tempo il Catania inanella 7 risultati utili consecutivi, che è vero che caratterizzati da più pareggi che vittorie, però è un aspetto che in questo campionato non conoscevamo e che sia arrivato a questo punto della stagione, questo aspetto è molto importante perché credo che sia il miglior viatico per prepararsi bene ai playoff. E che in questo segmento di partite con risultato utile non ci sia stato Roberto Inglese, secondo me amplifica il valore di questa serie, perché chiaramente questa è una squadra inglese dipendente, inutile nasconderci, e quindi se sta facendo questo senza Inglese, senza Dal Monte, con Stoppa che praticamente ha giocato una manciata di minuti soltanto ieri, diciamo che la preparazione ai playoff può diventare interessante. L'aspetto negativo è invece rappresentato dal fatto che questa squadra in 16 partite casalinghe ha messo a segno la miseria di 17 gol, e questo poi ci dà ovviamente l'unità di misura del perché in tante circostanze il Catania in casa stecca. Non è il caso di ieri, perché avevamo di fronte, credo, la squadra migliore che io ho visto al Massimino come espressione di gioco, come potenzialità offensive, una squadra veramente forte, e il Catania l'ha tenuta al minimo sindacale da un punto di vista dei rischi. Quindi il Catania ha giocato, secondo me, una partita in fase di non possesso quasi perfetta, ha pagato il conto per le assenze di Inglese, di Montalto e di un De Paoli che certamente fa meglio quando subentra piuttosto che da titolare, nel momento in cui bisognava passare all'incasso. Un'altra notazione, poi mi taccio, secondo me riguarda un aspetto legato al centrocampo, dove lo sviluppo della manovra secondo me oggi è un po' condizionato in negativo dal calo di forma di De Rose. Non me ne voglia, sicuramente un giocatore importante, di personalità, però è chiaro che quando tu riconquisti palla e non hai subito la giocata, o per verticalizzare o comunque per dare un ritmo al palleggio di un certo tipo, inevitabilmente fai chiudere l'avversario e le occasioni diventano molto difficili. Tant'è, scusami, che gli unici veri pericoli per D'Alterio sono nati da palle inattive, eccezione fatta per l'azione di Stoppa alla fine. Il Catania ha fatto bene sulle palle inattive, però palla a terra non è mai riuscito a trovare il varco giusto. Ti ricordo l'anagrafica di un giocatore come Francesco De Rose, che è classe 87, ti ricordo pure un'anagrafica che racconta come Toscano lo abbia tenuto sempre in una costanza di emergenza che ora però le alternative ci sono. Esatto, sì, sì. Cioè, non, ripeto, nulla perché il ragazzo serio, si impegna, ci mancherebbe altro. Però oggi qualcosa di più fresco ti serve proprio per alzare meglio i ritmi. Ma non dipende da De Rose, cioè non è una responsabilità in questo momento di De Rose, è una questione di scelta, quanto invece una questione di scelta tecnica, perché se finora De Rose è stato necessario, perché altrimenti Toscano non avrebbe avuto nessuna alternativa lì in mezzo al campo, oggi le alternative piano piano ci sono. È normale che probabilmente Toscano stia facendo un ragionamento centellinato per evitare di ricadere in quegli errori che sono forse il più alto coefficiente di rammarico, che condivido il concetto sull'analisi con te sull'analisi della partita di ieri. Rammarico più grande di questa squadra è aver avuto 36-37 infortuni muscolari e non avere ancora capito, o forse sì, ma soltanto in ritardo, dove fossero le responsabilità, cioè quali coefficienti di corresponsabilità
a una situazione che porta a questo punto del campionato una squadra ad avere 37 infortuni muscolari. È ovvio. E Lunetta ieri ha fatto delle dichiarazioni un po' criptiche al tuo microfono. Al nostro microfono Lunetta ha detto non voglio rispondere, è una situazione che stiamo risolvendo. Io prima di questo momento non avevo mai avuto infortuni muscolari, questo è un dato statistico, è vero, non voglio rispondere, stiamo risolvendo la questione. Tutto questo dimostra come questa squadra, proprio leggendo anche le considerazioni corrette di concetto, sia una squadra che se avesse sviluppato quel sistema di gioco con, non ti dico il 70%, l'80% degli uomini a disposizione di Toscano, cosa che sta avendo soltanto grosso modo in questo periodo e con le forze da centellinare, ma dall'inizio del campionato sino ad oggi probabilmente avremmo raccontato un altro campionato. Ieri il Crotone per me, Angelo, è la squadra che ha espresso, come diceva Alessandro, il miglior calcio del girone di ritorno. È una squadra fortissima, se non avesse avuto qualche defiance o qualche lacuna difensiva che lo hanno portato quarto in classifica, ma avremmo parlato di una squadra che là davanti fa paura a chiunque. Il miglior attacco del campionato. Il miglior attacco, ma non basta il miglior attacco, un centrocampo fortissimo, Vitale, che non segna... Gallo l'ira di Dio. Gallo l'ira di Dio, Vitale, che non segna tanto, ma i suoi 4 gol l'ha fatti, ma ha regalato 10 assist alla squadra. È un gruppo che gioca a memoria, bravo il tecnico, e questo concetto muto un po' il tuo ragionamento e lo capovolgo al contrario, aumenta forse per noi insomma, il rammarico per quello che poteva essere e non è stato. Cioè ieri il Catania non ha vinto, ma non ha assolutamente demeritato sul piano della prestazione, ma che peccato, direi, se questa squadra non avesse avuto tutto questo insieme di disastri, perché di questo si parla, e soprattutto magari nel mese di gennaio questa dirigenza avesse avuto l'accortezza di collocare un attaccante vero, perché De Paoli è un ragazzo interessante, è un ragazzo che lega il gioco, come dice Alessandro, è un uomo di campo che riesce a chiudere le 2 fasi di gioco, ma lo dice la sua statistica, non è un finalizzatore d'area di rigore. Non è un gollifero, come diceva un nostro vecchio amico. Esatto, non è un gollifero. E allora, non essendo un gollifero, è un giocatore utile, ma non è un giocatore che probabilmente ti serve a cambiare. Fermiamoci, la prima fermata. Siamo alla prima fermata, perché altrimenti Patanè non si ferma più. Vorrei fare una fermata con meno male che era stanco. E meno male, con i telespettatori, così cominciamo a sentire i primi umori da casa. E iniziamo con Michele da Milano. Buonasera a tutti. La partita di ieri è stata piacevole. Si è visto da parte di tutti impegno, determinazione, meritavamo la vittoria. Forza ragazzi e forza Catania. Poi è inutile nascondere che c'è delusione per il risultato, però il Catania è questo, ma è bene fare i conti all'ultima giornata. Buona serata in studio. Ogni lunedì vi aspetto come il bonifico mensile, addirittura gara col Crotone, con un attaccante si poteva vincere. Ci manca Inglese. Crotone solo possesso, Gaetano da Catania. Ci manca Inglese e il vice di Inglese. E il vice di condivido pienamente. Giusto, no, ma anche perché voglio dire, non è che abbiamo preso esattamente dei centravanti veri, golliferi, esatto. Beh, in teoria Montalto lo è. Stavo dicendo esattamente questo. In teoria abbiamo un Montalto che era stato preso per fare il vice inglese. Purtroppo io non so se è stata questione di ambientamento, di infortuni, di un normale decadimento fisico che ci può anche, esattamente, che ci può anche stare in relazione alla carta d'identità. E fatto sta che noi ci siamo ritrovati scoperti enormemente, e anzi dobbiamo dire grazie a Inglese che per un intero girone di andata ha tirato la carretta, si è preso questa croce addosso e l'ha portata quanto più a lungo possibile e con risultati insperati, perché pensiamo un attimo che se non fosse riuscito l'acquisto di Inglese. Quindi speriamo che possa ritornare presto. Mi arrivano segnali che a Trapani potrebbe in qualche maniera rientrare nel gruppo, sì. Non partire da titolare, e poi vediamo che cosa accadrà. Allora, più facile che diciamo una valutazione più vicina a una normale operatività di Inglese arrivi per la partita con l'Avellino. Però già i primi segnali si incominciano a vedere, sta perché giocando? ci sono tantissimi
Oggi si gioca? Si stanno Ci sono giocando due Avellino partite. e Benevento. Vabbè, oggi fra poco Avellino cercheremo- Potenza e Benevento Vicenza. aggiorniamo fra poco. Giulia, ti fermo un attimo, Sì, resta lì. certo, Fra sono poco qui. faremo un passaggio dai cugini per qualche titolo, 2 titoli dalle prime pagine. Intanto ci dobbiamo fermare, il primo stop della Poi dobbiamo serata. dare anche gli aggiornamenti sulla trasferta per Adesso quanto diamo riguarda anche gli i tifosi aggiornamenti del sulla Catania. trasferta di Trapani. Restate con noi a Corner. Siamo di nuovo insieme a Corner. Giulia, vengo da te per un solo messaggio. Un per solo adesso. messaggio, una domanda tra l'altro gettonata. Buonasera, a Trapani si può andare? Si chiedono in molti. Allora, cominciamo. Intanto avremo la risposta mercoledì. Sì, allora, da quello che ci risulta per l'osservatorio non c'erano limitazioni D'altronde, sulla trasferta. Squadre Gemellate, tifoserie gemellate. assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la questura di Palermo, sembrerebbe propensa a vietare la trasferta dei tifosi del Catania a Il Trapani transito. per il passaggio da Palermo. Quindi queste sono le nostre informazioni, potrebbero tradursi, diciamo, in un divieto di trasferta. Allora, ripeto, Non so la se il concetto la ha giornata sarà notizie mercoledì, in cui si più deciderà. approfondite. No, siamo in attesa ovviamente di evoluzione da parte della Vigos e vediamo se riusciamo a comprendere se questa cosa qui si possa fare oppure no, o se ci possono essere anche altre soluzioni alternative. La questione riguarda... Vi posso dire che si va verso un no alla è trasferta, perché questo ve lo posso dire. tutto nasce dai progressi storici, cioè il transito della tifoseria organizzata attraverso Palermo, perché per arrivare a Trapani Devi percorrere il viale della devi regione. percorrere lì e lì sono accaduti negli anni Però passati. se la memoria non mi inganna, in occasione dell'ultima partita a Trapani-Catania nel playoff, partita di ritorno, se non ricordo male si passò da Agrigento proprio per E questa bypassare E questa il è problema. la soluzione alternativa. E allora c'è un'alternativa che evita tanti DASPO dall'una e dall'altra parte, evita il rischio che i soliti ignoti, che poi diventeranno noti soltanto alla notifica del DASPO, creino problemi alle due società, dico Catania e Palermo, poi per il resto perché mi accorgo che poi invece il grosso delle due tifoserie, Catania e Palermo, hanno raggiunto un livello di maturità che era sperato concetto quando noi due andavamo 15-20 anni fa con Alessandro con le parrucche per dover andare a fare le cronache, e così succedeva per i vari Palermo-Catania. La stragrande maggioranza delle tifoserie hanno raggiunto una certa maturità, altri invece ovviamente aspettano anche questi momenti, precauzionalmente c'è lo stop, ma c'è un percorso alternativo. Devo fare una precisazione, chi fa il divieto di trasferta è il prefetto di Trapani su indicazione della questura di Palermo. Normale. Questo per essere Vabbè, preciso. sempre da Palermo parte. Ma se la condizione ostativa è il passaggio da Palermo, c'è un passaggio alternativo, permetterebbe ai tifosi del Catania di arrivare a Trapani. Mi sembra un aspetto che va esplorato, una possibilità che viene data ai tifosi delle due squadre di ritrovarsi lì in un momento importante di questo campionato, perché il Catania ha un obiettivo, il Trapani ne deve raggiungere uno, perché con tutte le esternazioni di Antonini, con 5 allenatori che ha cambiato e con tutto quello che sta accadendo a Trapani, ovviamente rimane una partita attesissima anche a Trapani. Mi sembra balordo non Poi esplorare voglio questo- ragionare a contrario. Sì. All'andata i tifosi del Trapani sono venuti a Catania. Sì, e i rapporti tra le tifoserie di Trapani e Palermo non sono Però, buoni. Che percorso Quindi- hanno fatto? Bisogna capire quale percorso ok. hanno fatto. Alessandro, Ok. Alessandro, C'è un discorso di mentalità, Esatto. di mentalità ultra, non è inutile che ci nascondiamo. L'ultra vero rifiuta categoricamente il non poter attraversare Palermo in una circostanza come questa. Io me ne rendo perfettamente conto. Magari alla fine non andranno, i club organizzati non andranno, ma mi auguro che in qualche maniera altri tifosi del Catania che non hanno questa appartenenza possano in qualche maniera recarsi e dare sostegno alla squadra in quello che, come correttamente avete detto voi, è una partita che ha decine di significati e un'importanza fondamentale per il proseguo del campionato del Catania. In ogni caso c'è un piano B, basta accendere la televisione, mettere sul canale 11
dalle 14 su Telecolor. Ci siamo, Noi ci C'è siamo. Trapani Catania, in Abbiamo- chiaro, in diretta. in Abbiamo esclusiva. 4 ore Chi si di- vuole accontentare, esatto, 4 può ore farlo. di diretta. Ci sarà un Assolutamente. caravanserraglio, concetto che partirà, parte anche, andiamo tutti quanti a Trapani e andiamo a fare questa mission. Intanto c'è un messaggio, Sì. volevo salutare Concetto Mannisi, gran giocatore di tennis. Ogni tanto Confermo, confermo. Non Tra si l'altro, firma, però. ogni tanto giochiamo nello stesso circolo, Ah, vabbè. alla Allora, circonvallazione. Non si è volevo... convertito al padel, però Mai, rimane, mai. rimane un Che sono tennista due cose serio. completamente diverse. Chi ama il tennis chiaramente non Confermo. può. Esattamente. Allora, vorrei andare dai cugini un attimo perché avevo promesso che mi sarei collegato con loro. Andiamo nello studio, quello dei VIP, e vediamo che cosa ci leggono dalle pagine. Sì, sì, sì. Allora, dobbiamo- innanzitutto, prima notizia, auguri alla piccola Irene che è nata. Una nuova cugina, Una nuova cugina. Auguri, una nuova cugina. auguri. Esatto. Nuova cugina. Salutiamo pure Peppe, Mari, Francesco e i nonni. E salutiamo pure Carlo e Viviana che ne aspettano un altro. Vai, oh, cioè, si Salutiamo figlia, tutti. si figlia. Allora, cominciamo da Cumarca, quindi passiamo alla stampa estera. Andiamo alla stampa estera. Andiamo in Spagna dove c'è Cumarca, Marco, che intitola... Otra vez sin ganar el portero Fardanar. Sí. Como siempre, contra nosotros, Ma porteros, siempre, siempre. Porteros se sparan el partidón. Paratazos uno appresso otros. Agüeres, Unai Simon. Purtroppo è così. Passiamo a Key Times voi? Passiamo a Key Times voi. Andiamo Al britannico, oltre maniche. English, please come back. In attack we are lost, but very lost. Ma siamo. assai lost. Catanias centravant. Must to recuperate soon. Ma soon. Ma soon è più vero. A lot of occasion, but nobody capace to put us at the port. Purtroppo nessuno. L'ultimo giornale di questa piccola parentesi è scientifico. Piglia focus. E prendiamo Piglia Focus perché c'è il paradosso della parata di Schrödinger. Yes. Schrödinger. Secondo una rivisitazione della meccanica quantistica, ogni tiro del Catania esiste contemporaneamente in due stati, e direi anche in due multiversi. Comunque, gol certo e parata incredibile. L'osservazione da parte dell'arbitro, intento a non assegnare mai un rigore, Mai. e del pubblico ormai sfinito dall'ennesima stagione deludente, causa il collasso della funzione d'onda e, per qualche motivo clamorosamente ancora misterioso, il risultato tende sempre a essere parata incredibile, quasi sia il portiere a giocare contro. Purtroppo c'è sto paradosso che Qua vediamo- si trasformano in un portiere. Infatti vediamo Cosa anche ci due vuole essere momenti. grosso. Questo è nella realtà, invece sotto abbiamo come dovrebbe essere, ovvero Esatto, il il gol. vero gol. Purtroppo è sempre la prima, Peccato. ultimamente. Finiamo qui questa prima parte. Va bene ragazzi, fra poco torniamo da voi, allora ripartiamo. Direi di incominciare a vedere Moviola. qualche episodio da Moviola perché Certo che ieri D'Alterio ha fatto davvero 2 parate, una più strepitosa. Posso dirti una cosa? direi che ne ha fatte più Allora, di due. Guaini lì a 9 metri di porta vabbè. e becca il portiere. Becca il portiere. Bisogna essere... Guaini ha giocato benissimo, non bene, però ha là sbagliato. devi fare gol, cioè, non Vabbè, c'è Però ha discussione. tirato la botta, poi è partita dritta per dritta e l'ha colpito. Sì, dico, Adesso La andiamo... situazione più difficile. fosse stato inglese l'avrebbe svirgolato e messa probabilmente Esatto, sotto la amico, traversa. cioè, che ne fai? Adesso vediamo Andiamo agli il episodi. primo episodio. Cominciamo Allora, però con un episodio che è nell'area di Crotone. rigore del Catania, sì. Sì, è un'occasione capitata a Tuminello che tira a rete, c'è una deviazione, in realtà ha ragione a protestare Tuminello perché c'è una deviazione a mio avviso provvidenziale che fa arrivare poi il pallone a fil di palo, ma il tocco c'è stato assolutamente, possiamo rivederlo, credo sia Gherardi a toccare, Credo Gherardi, e però in tutta questa vicenda di Gennaro sì, non ha ha brillato. pagato Dazio. Non qui. ha brillato. Sì, qui ha pagato Dazio. Quindi questa è... Questa è l'occasione del 12°. Ora andiamo alla doppia occasione del Catania, poco dopo, che nasce Qualche minuto da dopo. questo calcio d'angolo di Anastasio, il colpo di testa di Gherardi, la prima parata di D'Alterio e poi la seconda su Adesso la vediamo stretta, l'episodio di cui parlavamo poc'anzi. Sì, sì, adesso la vediamo un po' più No, non stretta. c'era solo il portiere sulla linea, c'era una bella confusione. Una bella truppa. Ecco qui Gherardi Stiamo e poi vedendo- Guaini. Là, devo dire che serviva forse un po' di più sangue freddo che No, Guaini. qua hanno ragione i cugini, qua non puoi, questa veramente oltrepassa le leggi della metaverso. fisica. Esatto. Però Allora, chi non fa il centravanti di professione Due tiri è del chiaro che ha genere. difficoltà. al 90% dei casi ti portano almeno ad un gol, cosa che invece non è capitata al Catania. Ma il Catania poi ne ha quindi- fatto un altro più avanti, E tiro tra lo vedremo. l'altro incidentale
Dalterio non è neanche il titolare è Sassi, che era stato convocato con l'Under 21 azzurra e per l'occasione ha giocato Dalterio. Però Dalterio aveva voglia di dimostrare di essere stato il titolare di questo Crotone negli anni in cui subentrò per l'appunto a Dini, e lì c'era un confronto a distanza tra i due portieri, tra Dini e Dalterio, e lì un bel duello e si è fatto anche un pizzico di fortuna. E anche un pizzico di fortuna, Quella- anche più che quella palla può andare concetto, serenamente ti ripeto, in porta. due tiri del genere Ma portano bastava quasi sempre. svirgolarla veramente un po', la palla sporca sicuramente sarebbe entrata in porta. No, da me mi riferivo al palo, al palo di Lunetta. Ora ci al arriviamo. palo di Lunetta. Ora ci arriviamo. Poi ci arriviamo. certe proprio- fortune capitano solo alla Germania. Lo so, Ma la anche Germania una cosa del è genere anche abbastanza al furba, Catania. non solo fortunata. Andiamo all'episodio incriminato, quello che ha fatto più discutere. Adesso lo vediamo con calma, dai. Allora, prima vediamo in versione filmata e poi abbiamo dei fotogrammi esclusivi che testimoniano come il tocco di Armini Vabbè, questo intanto è con la sempre mano l'azione, la vediamo dalla 16 metri è sempre. sanzionabile col calcio di rigore. Qui c'è prima il tiro di Menez, la respinta di Armini con la mano e poi la traversa, incrocio dei pali di Lunetta con deviazioni di Dalterio. Allora, adesso però Ora vediamo se possiamo vedere. possiamo andare su due fotogrammi. Ecco il primo. Questo è il Qui, momento in allora, cui parte questo il tiro. solo per far notare la posizione del braccio destro di Armini. Cioè non è un braccio In linea con in il linea corpo. con il corpo, Non ma è un braccio legato. proteso in avanti. Questo per poi dimostrare, come da frame successivo, guardate la mano di Armini e il pallone. Insomma, mi pare che non ci siano dubbi. Questo è il Questa è la prima immagine, andiamo sulla seconda, guardate, braccio largo, pallone sulla mano, questo è rigore. E pensare che l'Ovison di Padova Se poi possiamo rivedere il filmato per capire dove era posizionato Lo l'arbitro. possiamo andare a vedere. Chiedo di nuovo Vai, a Anzi, Francesco Gigante che ci possa fare vedere. Ecco, questa era quando parte l'azione. Andiamo avanti, l'arbitro così vediamo dove è è posizionato. favorevole, è piazzato bene il direttore, forse probabilmente al momento Ma forse non vede. esatto, forse non vede. C'è un giocatore del Crotone che probabilmente gli toglie quel filo di visuale per essere proprio in linea retta con l'episodio. Anche perché, tra l'altro, l'Ovison è famoso per essere un arbitro, come parliamo di attaccanti golliferi, lui è un arbitro rigorifero. Lui è un arbitro con questi neologismi. Senza la F iniziale. Esatto, è un arbitro rigorifero, nel senso che nelle sue 68 partite finora disputate in Serie C, attenzione che questo è un arbitro che l'anno prossimo al 90% vedremo in Serie B. Devo dire che mi è piaciuto. Sì, mi è sì, piaciuto. è l'ultimo anno di Serie C, è stato ormai designato quasi sempre nelle partite ai massimi livelli e quindi soltanto partite con alto coefficiente di difficoltà. Difatti ieri Catania Crotone apparteneva a questo numero di partite, se l'è cavata molto bene, 19 calci di rigore, significa che è un arbitro che comunque una partita su 3,5 su 3 concede un calcio di rigore. Però qui ha toppato. Se lo avesse visto, ieri qualcuno insomma più bravo di lui sulla carta ha toppato di grosso anche con l'Italia, penso un po'. Ha voglia. Ma là secondo Ma me nel l'arbitro frattempo dell'Italia è stato la dato in seconda- inganno dal foto- per le immagini che hanno proposto e hanno fatto vedere un replay che poi è meno stato male. mostrato. La possiamo rivedere la seconda foto così per Sì, vediamo la seconda foto, fissare proprio l'istantanea di questo La episodio. seconda foto chiediamo, Sì, no, eccola qui. Eccola qua. Eccola qui. L'anno prossimo, Concetto, lo sai meglio di me, ci sarà il light VAR per tutta la Serie C e troveremo invece il VAR nella versione estesa nella griglia dei playoff, nelle partite di playoff. L'anno prossimo invece 2 occasioni a chiamata da una panchina all'altra, bisognerà comprendere se il regolamento prevederà pure la possibilità per l'arbitro spontaneamente di andare a rivedere un'immagine, ma 2 chiamate per parte, e in una chiamata del genere se l'Ovison avesse cambiato idea, al Catania ne sarebbero rimaste altre 2 da poter giocare. Ci Forse dobbiamo più fermare, un'evoluzione dei Patanè, tempi. un attimo ancora, una breve sosta, poi riprendiamo con la Moviola, abbiamo altro da fare vedere, abbiamo altro anche da commentare, fra pochissimo, con noi a Corner.
torniamo insieme e andiamo a concludere la Un Moviola. aggiornamento veloce sui posticipi. Sì. Avellino Potenza 0-0, Sì. Benevento Picerno 0-0. Quindi perfetta parità in Quindi in questo questo momento serve a pari punti Avellino e Cerignola. Bene, magari cercheremo di aggiornare il risultato più avanti. Torniamo di nuovo agli episodi della Moviola, ne vediamo un altro, stavolta però nei 16 metri, diciamo al limite dell'area di rigore del Catania, lì C'è un contrasto tra Murano e Di Gennaro, eccolo qua, questa sponda, poi Murano che scarta Di Gennaro, fallo e giallo pesante perché era diffidato, quindi salterà la gara di Trapani, però ci sta tutta la munizione, nulla da dire. Sono in due, salta anche Toscano, che era Sì, anche lui in anche lui diffida, diffidato. ha protestato dopo che l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore, l'arbitro ci ha pensato su un minuto, Toscano ha continuato ancora A dopo che- smoccolare. non appena l'arbitro gli si è arrivato a tiro, gliene ha detto un altro paio, a quel punto via, giallo, salta la partita contro il Trapani. Quindi abbiamo Del Fabbro per Di Gennaro e Michele Napoli per Toscano. Esattamente, queste sono le varianti. sostituzione. Vediamo il prossimo. Posso fare una domanda Sì, così a concetto? dopo la Moviola, E facciamo Lunetta subito. centravanti? Lunetta centravanti. Visto che stiamo facendo così un campetto, questo è un campetto vero. Ma per Trapani o, Per Trapani. o per ieri? Per Trapani. Già No, in ma partenza. ci può stare, Lunetta può fare tante cose, infatti devo dirti che un'altra cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare nel corso della stagione è stato il mancato impiego di Lunetta, anche quando era chiaramente in condizione, ma mi sembra di aver compreso che c'erano altri motivi alla base delle sue esclusioni dall'11 titolare. Un po' la stessa situazione di Gherardi, Sì, sì. qualche turbolenza. Io devo dirti che uno che ha la capacità di strappare come Lunetta lo metterei sempre in campo, perché è quello che ti garantisce di andare in superiorità numerica puntualmente. Tra l'altro la porta la vede anche abbastanza bene e quindi insomma, Meglio di tanti altri. Ma anche come meglio. assist bene, perché la palla stoppa, quando stoppa poi diciamo, si invola e Va sbaglia da l'ultimo lui. tocco, gliela da Lunetta, Va da lui, sì. con un tempo di gioco perfetto. Ora ci arriviamo. Prima vediamo l'occasione del Crotone nella ripresa. Tiro Forse è l'unica occasione del Crotone. ma questa è una cosa Silva. chiaramente inconcepibile, perché parte Campo da una aperto. punizione a favore del Catania, nessuno fa la preventiva su Silva che praticamente attraversa il campo, poi per fortuna non inquadra lo specchio. Guardate, addirittura Jimenez, l'ultimo uomo a chiudere, questo già è sintomatico dell'errore, guardate. Cioè, quanto questo- abbiamo tremato. Mamma mia, questo è inconcepibile. Ci è andata bene. Di lusso. Sì. 71esimo questo, poco dopo l'occasione di Stoppa che nasce appunto da una intuizione di Lunetta. Guardate qui, Lunetta apre letteralmente il campo a Stoppa, Uno, primo controllo, due, qui tre. praticamente se l'allunga e fatalmente non arriva in tempo per la battuta a rete e D'Alterio gli sottrae il pallone. Questo peccato, perché veramente era Peccato, sì. un'occasionissima, anche come minutaggio, 82esimo, Sì, era Certo, 7 la minuti. era la proprio- chiudi la partita, certo. il momento cruciale. Secondo me, lo dicevo prima, fuori onda, lui è andato in debito d'ossigeno proprio per una questione di condizione, ha giocato pochissimo dopo. Possiamo, scusami Concetto, possiamo rivederlo ancora per un'altra considerazione a Sì, la margine? rimettiamo di nuovo, la Moviola numero 6. Io capisco che un attaccante in quella situazione punta la porta e basta, però guardate sulla destra, Ce l'hai Ha da bene. scaricare. guardate sulla destra rimorchio, bastava un tocco per tagliare portiere e un difensore. Lo dicevo ieri a Giovanni Finocchiaro. Sì. Discutevamo esattamente di questo, porca miseria, la mette al centro, probabilmente Jimenez va a fare gol. O Jimenez o Frisenna che O sta Frisenna arrivando a che sta rimorchio. arrivando. Ok. Va bene, più andiamo largo. all'ultimo episodio che Che vede ragionamento protagonista. sul debito d'ossigeno che possibilmente di Concetto apre Sì, è vero. invece una prospettiva di Concetto diversa, nel senso che ha ragione, probabilmente lì arriva, come dici tu, in debito di condizione, giocatore fermo per 2 settimane a causa della squalifica, poi usato col contagocce, Esattamente. entra in campo, deve strappare in un paio di circostanze, probabilmente arriva annebbiato, probabilmente anche qui Toscano, che forse in questo momento la maggiore difficoltà che ha è centellinare le energie dei suoi giocatori
per evitare ricadute, dico non è il caso di Stoppa nella circostanza, ma per evitare che possano complicarsi ancora le condizioni di qualcuno, sta usando il massimo delle precauzioni. Stoppa prima della squalifica è stato ai box per infortunio Esatto. pure, quindi dico non ha giocato. E a fronte di tutta questa situazione probabilmente questo minutaggio centellinato che sta attribuendo a giocatori come Stoppa e come Di Tacchio, che entra e tutti ci chiediamo ma perché non gioca la partita Esatto. intera, probabilmente serve dopo che tutte le varie componenti tecniche e mediche si sono parlate, perché se è vero che a parere di alcuni giocatori la situazione è stata inquadrata sulle ragioni degli infortuni Vuol dire che fisici, prima c'era un cortocircuito. poi evidentemente, e se questo cortocircuito si è effettivamente ricollocato con la tensione che passa regolarmente, allora Toscano adesso deve centellinare le energie seguendo un protocollo preciso per il rientro in campo dei giocatori. Vediamo l'ultima occasione, c'è una trama che si sviluppa sulla destra che chiama in causa Giulio Frisenna, ecco lo scarico, il movimento di Stoppa è giusto al centro dell'area e poi Carneglutti ha un tempismo micidiale, guardate come sceglie perfettamente il tempo per non commettere fallo da rigore e per liberare l'area. Ma ancora una volta mi piace sottolineare come Giulio sugli Frisenna. esterni Giulio funzioni. Frisenna, questa situazione l'avevamo già installatina, devo dire che da subentrante sta dando un contributo importante Frisenna. Sì, sta E facendo... qui Stoppa aveva calciato bene a rete, sarebbe stato gol questo. Sì, in diretta ha L'avrebbe detto, messa in sul diretta ha palo detto lontano. gol. Sì. Caninuti è stato il giocatore migliore ieri della partita del Crotone, è stato un giocatore attentissimo in tutte le fasi del gioco, quando anche si è spostato lì in mezzo al campo è stato un atleta che ha mantenuto la concentrazione altissima, sapendo di avere la responsabilità di un impianto difensivo che era in un certo qual senso decimato dalle assenze, ed è stato da solo. Devo dire che a me Gallo è piaciuto molto. Sì, Gallo è piaciuto molto. Gallo in mezzo al campo. Gallo era Io 10 metri avanti. con questo attacco del Catania, al di là delle strappate poi di Lunetta, è diventato anche facile probabilmente per Carneglutti mettersi in evidenza, in particolare evidenza. Gallo che giocatore, tanta roba. E perché vitale averlo un giocatore come Vitale. Peccato perché a Catania un profilo come Gallo poteva essere, in un certo qual senso ci stava tutto, di quei giocatori che per un allenatore. Ma stiamo parlando di fanno la giocatori felicità. di categoria. Carneglutti a Potenza era un baluardo, Gallo a Picerno idem, Esatto. Vitale. Longo da Picerno a Crotone si è portato Gallo ovviamente. Dico, poi diciamo che tanti calciatori che noi abbiamo visto fare benissimo in altre piazze a Poi a Catania, Catania hanno floppato. A Catania esattamente, Certo. non hanno dato quello La maglia che ci pesa 10 kg. Ma pesa tantissimo questa maglia. Io ad esempio sono rimasto particolarmente deluso da Verna, che io ricordavo un giocatore straordinario col Catanzaro, e poi alla fine ha dato quello che ha dato. Ma neanche a Trapani ha giocato più. Quindi Esattamente. evidentemente Quindi è ha una imboccato stagione una diciamo parabola non positiva. discendente. Non positiva assolutamente. Prima di fare la prossima pausa, guarda, i cugini si preparano. Un solo titolo, abbiamo un minuto. Un minuto, che facciamo il chianchiere dello sport. Ciccio, che intitola? Chianchi. Ma il cielo è sempre più blu. Il Catania continua a non vincere in casa, ma dimostra una combattenza tale da non perdere da 7 partite. 7. Dicasi 7. Esatto, stiamo entrando in forma per i playoff. Riusciremo a riscaltare un'altra brutta stagione ai posteriori, l'ardua sentenza. Ma soprattutto ai posteriori, ci vuole perché tanto, ci vuole tanto, tante tanto posteriori. Ce ne vuole. Toscano analizza la gara coi calabresi. Dal punto di vista delle prestazioni sono contento. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, così come il portiere avversario ha fatto la partita che doveva fare, ovvero fare i miracoli contro di noi. Come sempre, come abbiamo visto. C'è un calcio di rigore clamoroso non fischiato sulla botta di Abbiamo visto Jimenez. anche questo? Dobbiamo subito riaprire il dossier. Sì, ci sta. Adesso però Saimi è diventato inamovibile. Sì. Dopo un lungo periodo di panchina, Saimi è integrato perfettamente con la squadra, comprendendone appieno i mezzi tecnici che, da una scala che va da Belec a Barriento, se si ferma a livello Raimo. Quindi giusto qualche attacco sopra bene. Qualche tacchetta sopra. Ora dosi passaggi con precisione quasi chirurgica, evitando eccessiva profondità e forza, adattandosi quindi a livello generale con impeccabile e disarmante Si realismo. è cavato Saimi nella pasta del nostro centrocampo. Torniamo da voi fra non molto. Adesso Adesso di Quaini, sì. oggi durante anteprima abbiamo dato
notizia dell'adeguamento di contratto, non del prolungamento di contratto Adeguamento. che rimane scadenza giugno 26, ma è stato adeguato da un punto di vista economico. Beh, quindi bene. un riconoscimento da parte del club. Importante per Quaini. Facciamo adesso una sosta, andiamo dalla nostra Giulia. E noi ci fermiamo, il tempo di una pausa caffè, torniamo subito da voi, a tra poco e restate con noi. Rientriamo in studio e ripartiamo da Giulia. E Greg scrive, simpaticamente anche, con i se e ma non si risolve nulla, ma se solo avessimo avuto un attaccante in coppia con Inglese, puntini, puntini, puntini. Poi si chiedono la munizione... Sì, prego, certo. Se fosse stato il problema Certo. fideiussione, il Catania avrebbe avuto in attacco Guido Gomez e Finotto. Erano già a Catania pronti per firmare. Però, Alessandro, se non ci sono i Sema, andiamo a ritroso. Se non ci fossero stati Sto i disastri, ricostruendo una possibile risposta alla Certo. considerazione del ma tifoso. se non ci fossero stati i disastri dell'anno precedente, non ci sarebbe stato il problema fideiussione. Certo, andiamo certo, andiamo per certo. ordine, mettiamo le cose in colonna. Cioè, il problema fideiussione nasce da una situazione disastrosa, assolutamente così cervellotica, che viene utilizzata Sperpero continuo. Di sperpero assoluto, e di giocatori che poi ritorneranno alla fine di questa stagione. Quindi So 10 prestiti. non è una situazione che il Catania ha ancora risolto, ha al momento collocato altrove. Di quelli che torneranno, 2 probabilmente, Celli sarà probabilmente uno di quei giocatori che troveranno mercato. No, Scusa, Cicerelli e Cianci. Saranno 2 giocatori che troveranno mercato, gli altri 8 torneranno a Catania con ingaggi importantissimi. E Da anche Teglio in giù. di contro, chi era Greg, è normale attendersi qualcosa di più dal gruppo attaccanti del Catania, al netto di Inglese, che faccia qualche gol in più di un centrocampista, non dico centrocampista, di un mediano o di un difensore centrale, perché gli attaccanti che forza il Catania hanno fatto meno gol di un difensore centrale. Vorrei sentire Giulia, ti raccomando sì. non fare domande perché altrimenti... Ormai l'ho mandata. Da Melo Calisti chiede se la munizione a Toscano comporta la squalifica per la partita contro risposta il secca. Trapani. Sì o Basta. no? Vai avanti. Ok, sì, già sì. risposto, perfetto. Poi, il fallo di mano citato da Toscano, perché i giocatori non protestano? Dovrebbero farsi sentire No, di più. Lunetta ha protestato anche in maniera energica, però sai, se l'arbitro ha deciso non torna indietro, salvo che ci sia la VAR. Il Catania in crescita ieri avrebbe meritato la vittoria contro un'ottima compagine avversaria. Complimenti ad entrambi gli allenatori. Vaglia Cindy, il Catania con il rientro degli infortunati è superiore al Crotone o al Vicenza in ottica playoff? Sì, qualcuno si chiede. Ma ai playoff tutte queste valutazioni si azzerano. Inizia un altro campionato. Però sulla Ricordiamoci l'anno scorso il playoff l'ha vinto la Carrarese, che sì. non aveva nessun favore del pronostico. È vero Alessandro, però se dobbiamo fare al momento un piatto alla bilancia, ovviamente avere un fronte d'attacco che realizza i gol del Crotone probabilmente è un vantaggio non indifferente su partite secche che poi possono essere risolte in 90 minuti. Altro messaggio. Questo Gran Crotone non l'ho visto, Dini non ha fatto neanche una parata. Buona serata a tutti da Vito. È stato bravo il Catania. Questo sì, era quello che diceva Concetto prima. Ancora un messaggio. Con i pareggi non si vince il campionato, figuriamoci i playoff. Solito Catania, quando vedremo una vittoria con una per i grado al Massimino, se non osi non meriti gli applausi. Giuseppe 54. Ci sono tanti messaggi critici Sì, a proposito sì, del sì, fatto che il Catania non vince dal mese di gennaio, abbiamo detto, praticamente nel giorno di ritorno. Però fuori casa ha vinto. No, quindi. non vince al Massimino, ma attenzione, sì, non ma vince al sensazione. Massimino. Però ha osato, ieri onestamente ha osato. Ripeto, io non credo di essere stato morbido in maniera particolare nel corso di questi mesi. Non credo che si possa paragonare la prestazione di ieri con quella contro il Foggia o contro la Casertana. Non c'entra nulla. Esattamente. Pari grado al Massimino quest'anno nella Il Benevento è relativa stato battuto, il Trapani è stato battuto Nei mari. quando allora era
una squadra da primi posti, Benevento e Trapani battute. Prima diciamo che dell'era degli infortuni. Ecco, diciamo così. Quando il Catania giocava bene il Benevento, onestamente all'esordio, tra l'altro giocando un tempo soffrendo tanto. Sì. Rimane una partita da giocare al Massimino ed è contro l'Avellino. Se quello è un pari grado, magari si vince quello. Perché no? Allora, l'ultimo messaggio ce l'abbiamo, solo un messaggio, e poi vorremmo vedere le pagelle, il migliore, abbiamo tanta parlare roba. del Trapani, ancora non si sa chi sarà in panchina domenica. Vedremo. Gianni da Pedara, il centrocampo del Catania è lento e poco propositivo, troppo gioco in orizzontale e pochi giocatori in area avversaria. Con Inglese e Dalmonte in forma diremo la nostra ai playoff. Ecco questo, per ora mi fermo. Grazie. Allora, fra poco torniamo anche dai cugini. Intanto Pagelle? Vediamo le pagelle, cominciamo dal migliore. Allora, Vediamo come le sempre. pagelle? Sì. Vediamo appunto chi è stato il migliore della partita che si è giocata ieri. Vediamo con l'aiuto della nostra regia. Ok, è Alessandro Quaini con un voto 6,5. E Valesini scrive: la fiducia di Toscano lo rende sempre più continuo ed efficace. Se l'attacco più forte del campionato non trova rifornimenti adeguati è anche per il prezioso lavoro di interdizione e pressione svolto dall'ex pupillo di Tabiani. Resta il rammarico per la conclusione ravvicinata a botta sicura, che incontra il corpo di Talterio anziché la rete. Ecco, questo è stato il migliore. Vediamo invece le pagelle per quanto riguarda il campetto in generale della squadra. E iniziamo dall'allenatore toscano con voto 6,5. 6 per Dini, 6,5 per Ierardi e Di Gennaro, 6 Gega e 6 anche per Allegretto che prende il suo posto. 5,5 Raimo, 6 Frisenna, 5,5 De Rose, 6 Di Tacchio che lo sostituisce, 6,5 Quaini, 6 Anastasio, 5,5 per Stoppa che prende successivamente il suo posto e 5,5 anche per Jimenez, 6,5 Lunetta, De Paoli 5,5 e Celli che lo sostituisce però è senza voto. Bene, allora queste sono le pagelle. So Concetto. Cominciamo da Concetto, poi un aggiornamento su Trapani. No, sono molto simili alle mie. Credo di aver dato il mezzo punto in più a Raimo per le 2 aperture che ha fatto di prima intenzione. Poi a me non è esattamente il calciatore dei miei sogni Raimo, lo dico sempre, però nel complesso diciamo che la sufficienza secondo me la sarei guadagnata. Ho dato il mezzo punto in meno Di Gennaro per un paio di amnesie al limite dell'area, compresa quella di cui abbiamo detto poc'anzi quando scorreva il filmato, e poi per il resto il mezzo punto a Jimenez, anche se, perché per me quello deve stare sempre nella mia squadra, l'ho dato e ripeto, poteva fare di più, non è il calciatore brillante di qualche settimana fa, su questo non ci sono dubbi, però lo stacco da De Paoli, lo stacco da De Rose, su Anastasio l'abbiamo vista alla stessa maniera. Pensa se Stoppa riesce, anziché a metterla a fare il tiro, a metterla al centro, arriva Jimenez, fa il gol. Esatto. E poi all'improvviso diventa. Poi ci lasciamo condizionare poi dal risultato e diciamo che ha fatto una gran partita. Ma era lì, il giocatore era lì. Invece una sola annotazione, per il resto concordo su tutto, su De Paoli. Giocatore che prende 5,5 perché non riesce a segnare, ma Alessandro, De Paoli fa un lavoro che appartiene a un altro ruolo, nel senso che è un attaccante anomalo, uno che cuce un po' i reparti, fa sportellare con tutti. Purtroppo il suo curriculum, se ci aspettiamo da De Paoli i gol così a raffica, sicuramente resteremmo delusi e metteremmo sempre l'insufficienza ad un giocatore che nel suo curriculum degli ultimi anni non ha il gol nel suo DNA. Però sai Angelo, secondo me proprio le sportellate ieri non li ho visto fare, cioè è una partita dove magari un po' più di presenza anche scenica lì per dare, ma non gliel'ho vista, ecco, solo questo gli rimprovero. Ti ricordo che lì in mezzo c'era un signore che si chiamava Gallo, un altro che si chiamava Stronati, c'era Ricci che faceva passare il pallone dove voleva lui. Attenzione, perché abbiamo individuato probabilmente nel Crotone la squadra che in questo momento del campionato è tra le più in forma, cioè non è un caso, di quelle che stanno non è un caso che si trovi lì. Mai un tiro verso la porta. Dico, sì. È vero quello che dici tu, deve fare altro, fa altro. Non fa altro, no, non può. È sbagliato aver
ritenuto nella sessione di mercato De Paoli un'alternativa ad un attaccante. Vabbè, ma quello arriva per disperazione. Esatto, e allora non accaniamoci contro la Croce Rossa. Ma allora, Lo fa già tanto. punto di domanda, l'hai chiesto prima al Concetto, anche ieri Lo con stavo l'assenza perché di era te. Montalto non poteva giocare falso 9 Lunetta con Stoppa e Jimenez a Ed era sostegno? il ragionamento punto a di domanda. chiudere sul 6,5 che do a Toscano. 6,5 a Toscano ci sta tutto per come ha preparato la partita, per come l'aveva pensata al netto dell'infortunio di Montalto degli ultimi istanti. Forse nel momento in cui prima del fischio d'inizio si infortuna Montalto, lui ha pensato di riproporre quella squadra che aveva già pensato e allenato per questa partita, quindi mette De Paoli. Probabilmente doveva farsi tentare da mettere Lunetta e cambiare un po' a 2 minuti dall'inizio della partita quella che era stato Come l'esame. dici tu, l'ha modificata, come dici In tu, corsa. si è vista, l'ha modificata in corsa, ma alla e nel fine- momento in cui la modifica in corsa rischi anche di andarla a vincere. Esatto, e questo è proprio Per questo la il mia- mezzo punto. La mia domanda era E la non il provocazione 6. prima Certo. e adesso mi ritorna con il 6,5 che ci sta tutto, poteva essere probabilmente 7 se avesse forse rischiato di più. Per questo ho chiesto, Concetto, lo chiedo anche a te, se stando così le condizioni Lunetta può essere già un giocatore che concettualmente, in assenza dei gol di Montalto, in assenza recidivante dei gol di De Paoli, possa essere schierato fin dall'inizio e poi magari giocarsi la carta Montalto o giocarsi la carta De Paoli. Sì, però Toscano guarda partita dopo partita è l'avversario che ha di fronte, quindi sceglie anche in base alle E caratteristiche il Trapani e alla allora? fase difensiva degli E avversari. al Trapani allora? Beh, al Ne Trapani parliamo? secondo me rientra Montalto, che di Erice, quindi sicuramente avrà una motivazione in più Speriamo. per fare bene. A proposito, stiamo parlando di Trapani, Sì. vi do notizia dell'ultima ora, ci aggiorna il nostro Franco Camerasano da Trapani, rimane Torrente sulla panchina del Trapani, chiaramente non vuole dimettersi, ritiene anche che i giocatori sono con lui ed è convinto ancora di poter centrare i play-off e in questo senso ha convinto il presidente Antonini ad astenersi dall'esonero. Quindi la notizia è questa sulla panchina, a meno che poi Antonini fra 2 giorni non cambino idee. Già siamo a lunedì sera, dico. Sulla panchina del Trapani Vabbè che, ci in sarà- Latina è arrivato a Catania con Boscaglia assunto da 12 ore. lo ha Però, confermato dico, comunque Antonini, lo ha confermato Antonini in persona, quindi in panchina nel derby contro il Catania al provinciale, sulla panchina del Trapani ci sarà Torrente. Certo, quindi Antonini è un personaggio che io vorrei intervistare magari sabato quando andiamo a Trapani, perché è così eclettico e così imprevedibile. Cioè, un presidente che 2 ore fa, 4 ore fa, 6 ore fa se la prende col suo allenatore, Gli che chiede di dimettersi. gli chiede di dimettersi, gli dice se hai le palle ti devi, insomma poi così tecnicamente per chi ci ascolta questo significa, no? Se hai gli attributi adesso vattene via perché è stato un disastro, oggi invece lo conferma, poi se la prende con la squadra, la settimana prima dice che ha sbagliato amaramente ad avere non avere confermato la squadra della promozione in Serie C e essersi fatto convinto dal direttore sportivo che non ne valeva niente, poi se l'è presa con un allenatore e gli chiede Capuano, ma rivedremo anche la lite con Capuano, la adesso risoluzione a del dir contratto poco per giusta folcloristica, causa, oserei dire. fantastico. che è stata Adesso- la causa della richiesta di cessione di Lescano Lescano. all'Avellino, vero perché falso era che entrato sia, in rotta di esatto, collisione vero con falso Capuano. che sia, dice che oggi c'era Ronica a passeggio per Trapani. No, era al campo allenamento Ok, oggi pomeriggio d'accordo. mentre Torrente allenava. Allora, Almeno è chiaro questo che ci in una raccontano situazione così, i colleghi di così Trapani. camaleontica è una squadra che deve affrontare un derby. Ma non mi fido proprio, ma neanche un po' del Trapani. Allora, ma non ci mi fido fermiamo, proprio. ci dobbiamo fermare ragazzi, un'altra breve sosta, poi torniamo perché abbiamo ancora da vedere, intanto i cugini, dobbiamo tornare dai cugini e poi abbiamo altre cose da vedere, il prossimo avversario, il calendario del Catania. E anche fare dei ragionamenti sui playoff classifica alla mano. E E poi, guardare che sta vedremo anche questo. succedendo Sempre sui dati. 0-0, 55esimo, sia ad Avellino che a Benevento. Bene, ci fermiamo a fra poco. Un po' di spazio ai messaggi da casa, Giulia. Sì, qualcuno non è d'accordo con il 5,5 dato a Raimo perché sostengono che è stato uno dei migliori e quindi ve lo devo dire. Che bello vedere da entrambi le tifoserie il rispetto reciproco, dovrebbe essere così con tutti, lo scrive Dario U. Cinisi, così Bello. si firma. C'era Vero. anche dei tifosi del Borussia Dortmund Sì. in curva sud.
Poi questo messaggio invece è per me. Scrivono: povera Giulia, con la squadra di corner rischia la plusvalenza perché non parla mai ed è colpa di Patanè. Normale. È normale. Poi Però il consiglio te l'ho dato per domani mattina, Giulia. sì, va bene. Svegliati alle 5 e fai l'apertura dei giornali con Gagliano. Ok, mi presenterò. Buona prestazione con la squadra più attrezzata del girone e con un'identità ben precisa. La si poteva vincere, ma era una partita molto aperta, come anche dimostrato dal loro contropiede al 70°. Il pareggio va stretto, ma va preso. Buonasera, ma Patanè che batterie usa? Ogni tanto spegnetelo, se lo sapevamo. Ci proviamo, ma è possibile. Esatto. È lui che spegne noi, il Esatto, problema è niente, quello. Buonasera a tutti, io sono convinto che ce la faremo. Forza ragazzi, Catania nel cuore, ciao grande Concetto, Amedeo da Catania. Bene, un attimino, Sì, vorrei prego. andare adesso Sì. dai cugini, perché adesso facciamo una parentesi sul web. Abbiamo finito con i giornali oppure no? Ce mancavano due. E facciamo questi 2 giornali, dai. Dai, Mentre ci siamo, ma che manca a falli. Allora, Esatto. cominciamo infatti col resto del librino, che intitola a 2 colonne. Spasso di fora e c'è pareggio di casa. Il Catania che in trasferta pare essersi ritrovato in casa Cucchia l'ennesimo pareggio. L'ultima vittoria infatti risale a quando ancora rapevamo i Vandori. In casa è così. Montalto, Lombardia o Lombardia acuta? Preoccupano le condizioni del bomber ericese. L'attaccante riscontra forti dolori ai lombi, ripete tac ad ogni azione, partecipa ad aperitivi fashion e si nutre di solo sushi. Questa Lombardia acuta non ci voleva per il bomber. Il regalo? In edicola invece il resto del librino? Il regalo un mini VAR da dare in dotazione all'arbitro prima della gara, soprattutto a Catania. Sì. Avaricella, Sì. un assistente elettronico che se non dai i rigori netti ti fa spuntare in bordi rossi in da faccia. Serve un bel metodo. Chiediamo la chiosa al direttore Pittera. Come può chiudere un portiere del genere? Ok, l'ultimo, il Fortino Fortino Today, che intitola invece Ciccio. Non tiro a segno con Crotone, non ammatto solito portierone. Una paratazza fatta in ogni azione, piccato, era un'occasione. Era una vera occasione. Ma c'è l'editoriale del direttore Attuca, del mitico. Si chiude, che intitola ma Pichinda sta partita De Rose a Piperi a Fomma di Raimo, come si vede, come non si vede, comunque va bene. Non sono in questa partita. Top 10. Top 10. Allora, cominciamo col 9° posto, quindi anticipiamo di 1. Marco. Sì, dalla pagina Catania FC. Ci scrive C'è intanto questa foto di Grella con Orazio Russo. E Michele Magri, ecco dove già l'avevo visto. Eccolo, Effettivamente, guarda, lui, ci sta, lui, ci sta. lui. Sempre al 9° posto, sempre per la carrellata con l'allenamento, Michele Magri ci fa vedere Mister Toscano che dice oh, finalmente ci siete quasi tutti. Effettivamente quello sembra era meglio. Continuando al 9° posto, C'è dall'album. c'è sempre dall'album, abbiamo Michele Magri che dice questa faccia è meno soddisfatta del solito. Sì, un po' sì. Continuando sempre La carrellata al al 9° 9° posto, Michele Magri Ancora? commenta a volta avversaria da Banna con Toscano che Effettivamente indica. ha ragione. Sì. Allora Chiudiamo con 9° posto, sempre con la carrellata, con Stop che si mangia questo gol, il momento esatto in cui sono partite le imprecazioni. Michele Magri ha fatto una compilation. Esatto. All'8° posto, dalla pagina Catania FC, il post gara con Mario Gerardi. Nicolas Messina scrive: non sarebbe male centrare il 3° o 4° posto, mentre che ci siamo magari primo. Ah vai, oh frate. Ci vuole un po' di realismo. Un po' di realismo, i piedi per terra. Al 7° posto dalla pagina Catania FC abbiamo i convocati. I I convocati e Giuseppina Pettinato ci commenta: mi è scesa una lacrima nel vedere 22 convocati. Sì. Senza ragazzi, Era veramente senza va bene. primavera. Dalla pagina Unica Sport invece Lombalgia, come ha visto la quota per Montalto, partirà De Paoli dal primo minuto. Vito Monforte ci dice cominciamo subito sta partita prima che ne cascano out. Giustamente. Giusto. E Fabio Motta continua: una volta all'influenza, poi virus intestinale, oggi ci viene a sciatica, o buttato all'UDS o chiamato l'esorcista. Ma forse un po' tutte e due. Al 5° posto della pagina Catania FC per la festa del papà c'era appunto Acatino che era sull'official store. Roberto D'Antone commenta: ma dentro Acatino c'è sto raro? Ma gli risponde. Risponde Stefano Lazzara: troppo pericoloso per le articolazioni che vengono sollecitate e stressate per muoversi all'interno della mascotte. Effettivamente Ci sta, pericoloso. ci sta. Abbiamo questo bel messaggio di Richard van der Meer che ci dice in inglese I wish
I was living in Catania. I feel like I would be like a child in a candy shop. Come un bambino in negozi di caramelle. Esatto. Ma perché lo facciamo vedere? Ciccio, se zoomi, non appena il nostro Richard si è messo la maglietta a Catania, si è infortunato al ginocchio. Immediatamente. Subito. Passiamo al Fa quarto parte, fa posto. parte forse della divisa. Fa parte della divisa. C'è la divisa maglia, ormai- pantaloncini Sì, e qualcosa. il ginocchiera. Il ginocchiere. Esatto. Da Catania in sta redazione al quarto posto Manuel Greco commenta questa fotografia di stop perché Sì, è stato. Manuel Greco con moglie di capita a difesa scoperta. In effetti è dalla maglia. Nel frattempo il 25 ha un'aurora potentissima. Guardate come salta. Al terzo posto dalla pagina catalista, redazione, codice rosso in attacco, bisogna recuperare le punte. Ci commenta Marco Leone, giustamente le punte per Trapani. Se no, senza buie. Ci sta. Ma sotto c'è Francesco Passatore, non è Francesco Passiatore, No. che ci fa vedere Scusate. il film Il paziente inglese. Aspetta un attimo che zoom che sono Esatto, questo quando dice l'amore non ha confini. Esatto, in amore non ci sono confini. E Manuel Greco ci sono, anche in infermeria non ci sono E nel confini. nostro caso è più veritiero il secondo. Esatto. Non ci sono reparti. Esatto. Al secondo posto, invece, dalla pagina Catania FC abbiamo le formazioni. Ci sono questa serie di commenti a partire da Gianmarzio Di Luca che ci dice: a Dal Monte ci ficimalo su chi frutta all'ananas. Essendo dal mondo Mi fa questo. eco Domenico Erika che commenta Dal Monte non c'è perché è a pranzo dalla suocera. Può essere. Autore Catania FC, C'è aggiornamento. Lombardia avuto aveva montato nel riscaldamento, va in panchina, De Paoli in campo dal primo minuto. Nicolas Messina tagga Catania FC, per cortesia non facciamo il riscaldamento. Potrebbe essere pericoloso. Ma chiude dietro Discari, Lombardia, canaglia. Beh, Al grazie. primo posto. Pagina Primo, City Zone. Ragazzi, Il primo. Non c'è neanche un Neanche commento. commentiamo. Si commenta da solo, è una foto. Da Citizen. Da Citizen c'è questa foto, mettono questa similitudine. Esatto. vabbè. Cattivissimi. Sempre Michele Magri comunque. Grazie comunque per essere stati così, diciamo, pungenti al punto giusto, soprattutto chi ha scritto da casa. Da No? casa, non Ha liscia fatto veramente catanese. delle osservazioni importanti. Allora mancano, un messaggio da casa. Mi appoggio a questo messaggio. Qual è Sì. la situazione degli infortunati? Sì. E faccio vedere la grafica allora. Dai. Facciamo intanto la grafica. vedere la lista degli indisponibili, della gara di domenica di ieri di Catania Crotone. Ce la fa vedere la regia. Erano 4 alla vigilia: Beters, Guglielmotti, Luperini, Inglese. Poi si sono aggiunti Dal Monte, che in realtà era nei convocati ma si era fatto male venerdì, e Montalto, che come abbiamo visto non ha Male di potuto cosa? rispondere Dal presente. Monte? Allora, Dal Alessandro, Monte ha avuto un fastidio muscolare chiaro. mentre calciava in porta durante un allenamento. Perché se diciamo che si infortuna durante l'allenamento può essere anche un problema traumatico, e invece no, è l'ennesimo problema muscolare che porta al numero 38 gli infortuni muscolari. Quindi però. mi chiedo cosa abbiano risolto. Toscano nell'ultimo l'ha mese e mezzo. derubricato a forte contrattura ieri nel post partita. Quindi Alessandro, diamo credito a quello che dice Toscano. Toscano può poi vedremo. derubricare ciò che vuole. In realtà, se c'è un problema muscolare, non lo deve derubricare Toscano, lo deve derubricare. Ma aveva lo fatto staff già gli medico. esami sabato. L'infortunio è stato venerdì, ha fatto gli esami sabato, convocato per pretattica, poi in panchina sappiamo non c'era pure neanche andato. che l'infortunio muscolare intervenuto un giorno, il lunedì, se fai l'esame strumentale il martedì non vedi nulla, lo devi ripetere dopo qualche giorno ancora. Infatti farà un altro esame domani E mattina. allora raccontiamole bene. Io ti riferisco a quello che ha detto in conferenza stampa Mimmo Toscano. è giusto L'ha che tu dica derubricato a forte E contrattura. non può un allenatore derubricarlo in assenza di accertamenti strumentali che arriveranno tra domani e dopodomani. Quindi non raccontiamole tu bene, tu le racconti bene, ma spieghiamole alla Comunque, gente. in per maniera- farla breve, per in farla vista di breve, Trapani, l'unico che recupera è Montalto. Sì, esatto. Poi ci sarà ovviamente Stoppa con una settimana in più di allenamenti, Di Tacchio una settimana in più di allenamenti. Sperando che non succeda nulla. I lungodegenti sono Guglielmotti, che ci dobbiamo augurare sia disponibile per i playoff, mentre per Inglese abbiamo detto con l'Avellino potrebbe tornare, diciamo, a essere eleggibile, magari part time.
Ci fermiamo, l'ultimo stacco della serata e poi torniamo da Giulia, poi abbiamo il calendario e abbiamo il prossimo avversario. A fra pochissimo. Siamo nell'ultimo segmento di Corner, ritorniamo Intanto, di nuovo. scusami, Sì. un aggiornamento, Sì. sempre 0-0 Avellino Potenza e Benevento Picerno, siamo nell'ultimo quarto di gara. Camminano a braccetto. Sì. Andiamo da Giulia. Sì, e rientriamo con due domande ricorrenti. Il Trapani, si sa qualcosa, trasferta libera o percorso alternativo ad Agrigento? Si Si chiedono. va verso il divieto di trasferta, si saprà ufficialmente mercoledì. Mi auguro che si possa passare da Agrigento per chi vorrà andare a vedere questa partita, perché non è corretto che magari per un principio di qualcuno ne facciano le spese tutti quanti. Altro E quindi messaggio? C'è Sì, un percorso alternativo. Scusate, un altro messaggio invece di Filippo, si chiede se si hanno notizie del direttore generale. Ne abbiamo parlato oggi durante Anteprima Corner. C'è sul tavolo un contratto di 2 anni per Alessandro Zarbano e fine di questa settimana è previsto un ulteriore incontro tra Grella e Zarbano per arrivare alla definizione dell'accordo e per far sì che Zarbano i primi di aprile possa essere Operativo. ufficialmente il nuovo direttore generale del Catania. E quindi insomma si gettano le basi per la prossima stagione. Dobbiamo vedere adesso una grafica, l'abbiamo preparata, che è quello del calendario. Facciamo vedere il calendario a questo punto. Sì. Sì. 4 partite da qui alla fine della stagione regolare per il Catania. E vediamoli insieme, con l'aiuto della nostra regia, vediamo appunto le partite. Si gioca domenica 30 marzo, ore 15, Trapani-Catania. Alle 19:30, domenica 6 aprile, Catania-Avellino. Sabato 12 aprile, ore 15, Cavese-Catania. E sabato 26 aprile, alle 16:30, il Potenza incontra il Catania. Quindi 3 gare in trasferta e una sola in casa contro l'Avellino. Quindi considerato quelle che sono state la tendenza delle ultime Forse giorni, non è proprio un male. non è proprio male da questo punto di vista. Prima del calendario, prima del prossimo avversario, facciamo una considerazione sulla classifica, sì. Dai, poi ci dedichiamo al Trapani. Allora, la classifica credo che per quanto riguarda In questo le momento prime è una classifica sì. provvisoria, no? In questo Non è momento sarebbe aggiornata con i Avellino e risultati. Cerignola 58, Benevento 46, Picerno 41. E il Potenza 45. Quindi ragionevolmente, guardandola dal lato del Catania, credo che il Catania possa ambire al quinto posto al massimo, perché se avesse battuto il Crotone magari ancora un pensierino sul quarto posto lo poteva anche fare. Il pareggio secondo me taglia ogni discorso sul quarto posto, quindi la speranza è di vincere questo mini campionato Benevento, Catania e Potenza. Tra l'altro il Potenza col pareggio salirebbe a 45 in Certo. questo momento, quindi Benevento 46, Potenza 45, Catania Dobbiamo andarci a 44. giocare. Sì. Il Catania deve giocare ancora con l'Avellino. Deve giocare a Potenza e l'ultima deve giocare a giornata. Potenza l'ultima giornata di questo Fra l'altro campionato. mi dicono che il Potenza sta facendo una gran partita ad Avellino. Sì, ma alla fine vedrai che sarà l'episodio io non lo che so, taglierà adesso non- ogni tipo di ragionamento. Statisticamente queste partite, quelle che si stanno giocando adesso, statisticamente cambiano i risultati negli ultimi 7-8 minuti di partita, quindi aspettiamoci. Poi magari Possiamo sì. fare un'ultima considerazione Certo, sulla come no. classifica? Vorrei sentire anche Concetto proprio sulla classifica. Allora, quello che avevamo già detto settimana scorsa, se possiamo tornare sulla classifica della Serie C, il ragionamento che faceva la settimana scorsa è molto importante il quinto posto, perché fa saltare il primo turno del playoff del girone e garantisce il vantaggio del fattore campo Mi nel dicono che ha secondo segnato turno. l'Avellino in questo Hai visto? momento. Che ti avevo detto? non l'avevamo Su visto. calcio di rigore o Questo non lo so, adesso lo andiamo a Non verificare. l'avevamo Non visto. c'era bisogno di... Però succede così, facciamo purtroppo la Serie C, a me, a Concetto, Alessandro, a te, alla gente che ci segue da casa, centrata nelle vere, sappiamo poi Come funzionano come le si cose. sviluppano determinate dinamiche quando giochi in campi e con avversari di questo genere. Potenza No, non avrà è calcio di rigore. No, Ha segnato avrà- un russo. Avrà fatto un partito nel Potenza, poi arriva l'Avellino pronti e via. Vabbè. E ricordi però Ci l'Avellino sta anche, ha preso al Trapani il capocannoniere di questo campionato, cioè non ha chiamato l'ultimo degli arrivati e quindi evidentemente ha l'obiettivo primario di aver capito in quel momento del campionato, cioè
al Giro di Boa che poteva farcela, andare a rosicchiare i punti all'audace Cerignola che ha fatto un campionato straordinario, la formazione di Peppe Raffaele, a pensarci, il concetto Cerignola, Anche se nelle ultime settimane ha rallentato. È fisiologico. vanno 2000 spettatori per una squadra che è stata prima in classifica. Peppe Raffaele era disperato, Cerignola Catania quasi quasi hanno dovuto regalare i biglietti per far venire un po' di gente allo stadio. Penso un po' se questo fosse venuto a Catania. No, esatto, 20.000 spettatori 20.000 a domenica. tutta la vita. Poi ovviamente Avellino è una piazza strutturata, una società forte, tra l'altro una squadra che si è rinforzata e succede quello che A questo punto non so se dobbiamo augurarci che vadano realmente in Serie B loro a prescindere, magari perché diventano un avversario molto scomodo. L'Avellino playoff Molto scomodo. è un ostacolo molto molto alto. E allora, Alessandro, quindi meglio che vada direttamente in Serie B. rincorrere il Torniamo un quinto attimo posto. alla Sì. classifica anche con questo aggiornamento. Ma adesso non la vediamo ancora No, aggiornata. certo perché che sì, però l'Avellino va a 60. mette la freccia su Cerignola. Il Cerignola, il Potenza resta a 44. il Potenza resta a 44, esatto, mentre in questo momento Benevento 46, Catania 44 e Potenza 44. Un'ultima considerazione, stavo dicendo l'importanza del quinto posto, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che diciamo, a pieno organico questo Catania è più forte di quello dell'anno scorso. Allora, se il Catania dell'anno scorso è arrivato a 10 minuti alla semifinale, Partendo dal terzo partendo posto. però, sicuramente attenzione. dal terzo posto, quindi dal playoff nazionale, anche con qualche coefficiente di difficoltà in più come tabellone per il Catania di quest'anno, però il valore assoluto di questo Catania secondo me può far Alessandro, legittimare qualche considerazione il Catania positiva. è una squadra meglio strutturata dell'anno scorso sicuramente. Cianci e Cicirelli però erano due giocatori che in un certo qual senso avevano garantito un coefficiente di gol, non dico importante, Cianci di più, Cicirelli no, Cicirelli l'anno meno, scorso- esatto, è andato, però Cianci è stato un giocatore che insieme ad un gruppo di atleti ha comunque legato bene. A Terni reparto. gioca trequartista, Esatto, qua faceva il tornante a tutta ha faccia. giocato una partita anche da mezzala, non so se ricordi. A Terni sta giocando nel suo ruolo. La squadra è strutturata sicuramente meglio, il coefficiente di difficoltà però quest'anno si è elevato, perché se il campionato è livellato verso il basso nella parte destra del tabellone, reputo che guardando proprio ieri il Crotone dimostri come sia una squadra che oggi possa battere l'Avellino. Se si gioca Crotone-Avellino oggi probabilmente è una partita da risultato 51-49 e non lo so perché riesce a sviluppare un gran No, gioco. 51 per il Crotone. Ah, ecco, riesce a sviluppare una grande mole di gioco. Sarà complicato, ovvio, per questo è importante andare a Trapani convinti di poter fare un risultato. Secondo te Però il concetto? Catania non ha un calendario semplicissimo per agguantare il quinto posto, Sì. non ce lo possiamo nascondere. Dico, a Trapani devi giocarti una partita veramente di grande spessore per tornare con un Poi risultato. c'è l'Avellino. Poi c'è l'Avellino, Poi vai a vabbè, Cava. vai a Cava che comunque Che t'aspettano. Esattamente, ti aspettano Ogni e anno poi alla ti fine- Potenza. Forse e poi- quella partita potrebbe essere spartiacque, Potenza-Catania. Ma è l'ultima. Per il quinto, è l'ultima Ma è giornata. l'ultima. Però non puoi aspettare l'ultimo poc'anzi minuto. dicevamo sempre fuori onda, ricordavo una partita in cui il Catania aveva trovato un avversario molto scomodo, il Potenza a Catania giocò una gran Vero. partita, Vero. giocò una gran partita e quindi a parte che c'è Cadurone ci fa sempre il gol alla fine. Prima o Però- poi lo dobbiamo acquistare. Prima o poi lo dobbiamo acquistare, basta che poi non finisca come si chiama il difensore Gioia, cos'era? Il difensore centrale del Potenza che abbiamo preso. Carneglutti. No. Il centrale che abbiamo preso 2 anni. Difensore centrale, ha fatto una stagione con noi, anche dopo quella ha floppato. indimenticabile, Esatto, indimenticabile, ha floppato. in negativo. Ha floppato. Andiamo sul Trapani? Allora, abbiamo 2 minuti perché Trapani. dobbiamo vedere un attimo il prossimo avversario. Tu nel frattempo rifletti, noi Sì, vediamo la classifica. stavo cercando la grafica, di vediamo la grafica. ricordare il nome o il Salvatore individuato. Monaco era nel Potenza e poi è no, venuto al vabbè, Catania. no, Però no. non credo che si Monaco- riferisse. O Monaco- forse era curato quello che dicevi tu, no? Te lo Monaco, dico tra un attimo. Monaco era Andiamo sulla scheda del Trapani. Vediamo la grafica del prossimo avversario.
E sono 29 le partite giocate con 8 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte. Era Giosa probabilmente? Giosa. Esatto, ecco. diciamo gioia. ma- Esatto, Giosa. 37 gol fatti No, ha e lasciato il segno, 38. manco la memoria e il cognome. Un attimo, Però ci faceva sempre le cose. C'è Giulia che un attimo, facciamo Abbiamo fatto diventare pazzo. saltato il banco. Va bene, ricomincio da capo. No. Quindi, Sì, sì, il, sì, Trapani, il Trapani con 29 partite giocate, 8 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte, 37 gol fatti e 38 gol subiti. Nel girone di andata il Catania ha visto la vittoria contro il Trapani per un risultato di 2-1. Vediamo anche il rendimento interno. Sono 14 le partite giocate con 4 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte, 19 gol fatti e 18 i gol subiti. I migliori marcatori sono con 4 gol Anatriello e Celiento e con 3 gol Silvestri e Bifulco. Questo è Questo è il Trapani. il Trapani che sarà, Ora io so quello che sta sarà per dire. allenato per la settimana da Torrente. Non sappiamo No, ancora. no, l'ha confermato Antonini, il presidente. Quindi fino a domenica ci sarà Torrente. Poi Fino a stasera è Torrente. fino a domani stasera chissà. Torrente. Mettiamola così, dai. No, stavo pensando quello che stava per dire Alessandro, che sarà Allora, una dillo partita, tu. In 60 che sarà- secondi? Sarà una partita complicatissima, che Sì. a Trapani ci aspettano al varco per farci lo scherzetto. Tutto vero, Alessandro, però dietro ogni partita, da qui alla fine, troveremo una ragione per dire, sarà una partita complicata, perché dopo c'è l'Avellino, poi c'è Cavati di Re, non so, hai tutta una partita. Oggi trovi il Trapani che ha preso 5 legnate di fila, che ha una... E di questo mi preoccupo, che caro Alessandro, mio. d'accordo, è vero, la legge dei grandi numeri poi ti dice che prima o poi fai il gran risultato e aspetti proprio il Catania per farlo, ma è anche vero che se devi andarti a cercare l'ennesimo risultato utile in trasferta, oggi puoi approfittare di una situazione societaria e di squadra che certamente ha una serie di frizioni interne significative e quindi il Catania deve approfittare. Speriamo che si vogliamo giocare Torrente così come hanno fatto i calciatori della Juventus con Motta. Esatto, la stessa cosa. Allora, Granuola di Se gol. volevano giocare già l'avevano fatto tante volte, però non ha funzionato. 5 volte che ci prova. allora volte ragazzi, che ci prova. ci fermiamo qui. Ha un contratto di un anno e mezzo, non se ne va da solo. Patanè, ci fermiamo qui. Grazie Giulia. Posso fare un'ultima domanda curiosa di un No, nostro una domanda telespettatore? no. No, vabbè, così. Allora, Vaglia Cindy scrivono: se saliamo in B, cosa ti tagli stavolta? Le maniche della giacca. Ok. Bene, Quando C'è la chiudo- giacca a maniche corte, promesso. Benissimo. Buonasera Grazie a Giulia. tutti, grazie a voi per averci Cugini. seguito. Ciao. Grazie a Concetto Mannisi. Ciao, buonasera. Grazie ad Alessandro Vagliesini. Alla prossima. Siamo stati tra amici stasera, ci meno siamo male. divertiti un po'. Patanè. Adesso non Ciao. è finita la tua No. giornata perché No. fra poco c'è la differita integrale di Catania Crotone assieme a Patanè anche Carlo Breve. Noi con Corna ci ritroviamo lunedì prossimo, ma intanto ricordatevi, venerdì c'è il preview con Marco Carli, domenica alle 14 cominciamo la lunghissima diretta da Trapani per Trapani Catania in diretta, in chiaro, in esclusiva su Telecolor a partire dalle 14. A tutti, la buona serata.